Oggi, il 9 luglio, l'Ordine dei Medici di Agrigento celebra il giuramento di Ippocrate per i neoiscritti e festeggia con una medaglia d'oro i colleghi che hanno compiuto 50 anni di laurea. È una bella manifestazione e, guarda caso, penso che sia un passaggio di testimone tra chi ha 50 anni di laurea e il neoiscritto. Credo che ci siano tante esperienze da poter trasmettere e un esempio, che saranno sicuramente un esempio per i nuovi iscritti. I nuovi iscritti che leggeranno il giuramento di Ippocrate, incarneranno il giuramento di Ippocrate, che sarà la base su cui loro devono improntare la propria attività, la propria vita professionale, perché il giuramento di Ippocrate ci dice quello che dobbiamo fare e noi lo sentiamo, di essere pronti a curare tutti, senza distinzione di razza, senza distinzione di religione, senza distinzione di cultura, senza distinzione di classi sociali. Quindi di fronte a noi la stella polare è la salute del cittadino e l'etica professionale. E quando si osserva il giuramento di Ippocrate, noi sicuramente otteniamo i risultati, otteniamo cioè di essere osservanti dell'etica professionale e dell'altro obiettivo nostro, che deve essere quello della salute del cittadino. Iniziamo sicuramente dal fatto che i professionisti della salute, quindi i medici, sono quelli che oggi, come sempre, garantiscono il diritto alla salute dei cittadini. E in questo sistema sanitario nazionale, che è stato messo a dura prova dal Covid, ereditiamo dalla stagione dei tagli la carenza del personale. Una carenza che si riverbera all'interno degli ospedali, ma anche sul territorio, con una vera e propria difficoltà nel garantire i servizi, perché il senso di responsabilità dei colleghi, la passione per questa professione, la voglia di garantire in ogni caso la salute ai cittadini ci porta a rimboccarci le maniche, ci ha portato a rimboccarci le maniche e in qualche maniera a farci carico anche delle disfunzioni, delle carenze di un sistema che è un sistema che non è riuscito nel tempo a svolgere quella funzione di sviluppo del servizio sanitario a favore dei cittadini, ma allo stesso tempo ad eliminare le disuguaglianze che questa sanità delle regioni ha prodotto. Siamo qua ad Agrigento per ribadire alcune caratteristiche fondamentali che riguardano i medici, i nostri riferimenti, che sono i riferimenti che nei secoli sono sempre mantenuti costanti, essere vicino e al servizio dei cittadini e cercare di superare le difficoltà che si frappongono. Però dobbiamo dire che in questo momento di queste difficoltà incominciano ad essere molte, troppe. Alcune decisioni che sono state prese anche rispetto alla pandemia non hanno tenuto conto di alcune risultanze scientifiche, per cui ci troviamo in questo momento in particolare difficoltà. In altri termini, questo sta determinando un logoramento da parte dei medici, un logoramento perché non ci sono state adeguate quelle che sono le necessità oggi della sanità, e non sappiamo effettivamente quanto possiamo resistere a stare accanto ai nostri cittadini, a occuparci della loro cura, della loro salute in condizioni sempre più precarie, e queste sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale. Oggi è una giornata di festa
per il mondo medico agrigentino. Oggi noi festeggiamo la giornata del medico e dell'odontoiatra e nello specifico io in qualità di presidente dell'albo degli odontoiatri ho particolare gioia nell'avere la possibilità oggi di essere presente al giuramento dei giovani colleghi. I giovani colleghi medici odontoiatri che entreranno a fare parte della grande famiglia dell'ordine. È un momento di significativa importanza perché si renderanno conto di quanto sia importante la professione che andranno ad esercitare.